il presepi de Papa Giuan. Come l'anno passato, in stidi dopo Natale, siamo andati a fare un giro, perché i feste siano davvero di feste, sotto il monte Giovanni XXIII, paese come sappiamo che ha dato i Natali ad Angelo Giuseppe Roncalli, poi Papa Giovanni XXIII appunto, e oltre che il bambinello nella chiesa parrocchiale e alla mostra di presepi nella casa del pellegrino, su cui faremo un successivo video, e in vista nella chiesa laterale di quella parrocchiale questo bellissimo presepio presentato con queste parole: Natale, Gesù, parola del Padre che scende sulle strade degli uomini. Praticamente è un presepio costruito come una specie di montagna, di monte, con una strada che sale, che gira intorno fino alla vetta, e sulla vetta vedremo c'è il bambino appoggiato sulla parola di Dio, è la parola che si fa carne, e ha con tutta la base di rami, di legni con le stradine, e ha dei particolari veramente belli. Io vi consiglio finora di andare a vederlo, chi è il pastore, Kunti Caver, e ha i formaggi pronti per essere serviti, forniti, venduti. Chi è il prestinè, il forno sta facendo il pane col garzone che lo vende. Qui altri animali da cortile, galline, pecore, con la signora che li accudisce. Questa è un'altra figurante, un'altra statuetta con in mano un animale. Chi è il verduré, il fruitiere, che ha zucche, cavoli, frutta buonissima, con un terrestel Pugialì. Che guardate che belle queste statuine, veramente. Questo è il bagat, il calzolaio. Qui i pastori che salgono verso la vetta. Questo è un artigiano che prepara dei vasi, delle anfore. Là c'è un'altra zona, ecco, questa proprio veritiera, questo angolo di osteria con questi che giocano le carte e bevono evidentemente vino, forse non acqua, e donna e bambino che portano della frutta verso l'alto, questo signore che porta l'olio, vedete la giara con l'olio appesa al somarello, e anche con la pipa che sale la strada. Qui i pastori, qualcuno addormentato, qualcuno che si sveglia, siamo al momento in cui vengono chiamati i pastori per andare verso Betlemme con le pecore, il fuoco acceso. Ecco il pastore che va con le sue pecore, finalmente ci si dirige verso l'alto, il pastore è alle ultime rampe, gli ultimi tornanti diciamo della salita, ed ecco finalmente con Maria e Giuseppe con la lanterna in mano per farsi luce, e il bambinello posato sul libro aperto della parola. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ripeto, vi consiglio di andare a vederlo, fino all'Epifania sicuramente sarà visibile. Bene, con questo ancora buone feste, buon Natale e ciao a tutti. Arrivederci presto.